Il tema della solidarietà oggi è l'elemento che ci potrebbe aiutare per uscire da questa vertenza che vede appunto Eni voler dismettere la chimica attraverso la cessione della maggioranza della proprietà ad un fondo di investimento, partendo appunto dalla solidarietà e cercando di creare le condizioni per le quali sia a livello sindacale sia a livello della base costituita dai lavoratori ci sia la consapevolezza che noi ci muoviamo all'interno di un sistema produttivo, di una filiera produttiva. Eni si è insinuata in passato all'interno delle dinamiche sui vari territori per cercare di creare quegli elementi di disgregazione, no? Di particolarismo dei vari siti produttivi che hanno prodotto appunto questo fenomeno così anche di indifferenza magari rispetto a quello che accadeva sulle dismissioni di varie parti impiantistiche su alcuni siti. Noi come territorio di Ferrara presenteremo una richiesta alla struttura nazionale di poter fare quanto prima una riunione, un coordinamento per cercare di capire anche quello che sta accadendo negli altri territori, perché vediamo situazioni di mobilitazione di fermento a livello locale. Questi giorni, ad esempio, tutta la vicenda di Gela sta caratterizzando il dibattito, la discussione interna, e credo che abbiamo bisogno di trovare delle forme di solidarietà e di sostegno anche per quei territori che oggi si stanno muovendo magari da soli, in solitudine, su una vertenza che li vede veramente condannati qualora dovesse passare la linea strategica di Eni volta appunto a dismettere la chimica dal paese. Il petrolchimico di Ferrara è un petrolchimico importante, soprattutto perché presenta una tradizione di qualità delle produzioni e una forte presenza delle attività di ricerca, oggi soprattutto basata su Basel, che per la produzione del polipropilene, che licenzia più del 40% del polipropilene che si produce nel mondo. Il petrolchimico è 240 ettari ed è grande come il centro storico di Ferrara, il petrolchimico, quindi il centro storico di Ferrara è uno dei centri storici più grandi d'Italia, quindi una superficie importante in cui ci sono molte aree dismesse, e il nostro obiettivo era e resta quello che all'interno di quelle aree siano bonificate, in parte hanno cominciato ad esserlo. Quindi siamo ovviamente dentro la vertenza dell'Eni particolarmente preoccupati, perché l'ipotesi della chiusura del cracking e della dismissione del ciclo dell'etilene ci colpirebbe due volte. Da un lato perché ovviamente abbiamo le attività di Versalis e una produzione di polietilene gestita direttamente da Versalis che verrebbe immediatamente pregiudicata. Dall'altro lato sarebbe indiretto perché la mancanza di approvvigionamento diretto da cracking delle materie prime, dell'etilene per la produzione di polietilene e del propilene per la produzione di polipropilene, compromette il carattere strategico dello stabilimento di Ferrara. Non si resta uno dei siti più competitivi nella ricerca a livello mondiale. Questo ci preoccupa anche più della vicenda del compagno Fiorini, che ovviamente è grave. E poi ci preoccupa un altro aspetto, ci preoccupa il fatto che colpendo Luca in maniera così impropria, così sproporzionata rispetto a un episodio privo di significato che è accaduto al margine di una trattativa, si dà un segnale a tutta la città di disimpegno nei confronti del contesto sociale, rendendosi sordi ai richiami delle istituzioni. Abbiamo vissuto proprio contrapposizioni territoriali che si potevano giustamente evitare, e per effetto di queste contrapposizioni abbiamo perso proprio interi cicli produttivi. L'Eni si sta muovendo per promuovere tutte le cose che teoricamente ha fatto bene in questi ultimi anni. In realtà ci sembra quasi uno slogan continuo, proprio condotto da Eni, che tende a riparare, le difficoltà che loro hanno in questi ultimi mesi, perché vi è proprio un attacco specifico nel merito da parte di tutti, da parte di Venezia, del petrolchimico di Porto Marghera, di tutta l'intera area padana, ma abbiamo ovviamente
Gela, che si è ovviamente per questioni più come le nostre, uguali, identiche, si è unita praticamente al colo. Una domanda che sarebbe giusto fare, e questa l'abbiamo fatta alle regioni che ovviamente si sono mosse per dare sostegno reale alla nostra vertenza, ma una domanda va fatta al governo, proprio quella che abbiamo fatto al Ministero qualche giorno fa. Bisogna riprendere in mano la politica industriale di questo paese. Come si fa? Si inizia a parlare. Cioè noi al Ministero dello Sviluppo negli ultimi anni non abbiamo più fatto un ragionamento specifico sull'industria, almeno per quella che ci compete, e non abbiamo altri indirizzi. Quindi è evidente che non c'è un'idea precisa su come deve essere fatta, deve essere strutturata l'industria italiana. L'ENI si sta muovendo, scaricando i costi, ecco cosa ci associa oltre agli impianti produttivi tutto il resto dei petrolchimici, la questione delle bonifiche ci associa, perché Eni sta giocando una partita con le istituzioni che ha anche le caratteristiche di intervento sulla bonifica. Noi a Venezia abbiamo proprio i 102 ettari che l'Eni ha dato al Comune Regione e abbiamo una società costituita da Comune Regione proprio per gestire le bonifiche. Allora diventa un elemento di business anche quello, e Eni assieme alla politica sta giocando la politica che non vogliamo, quella politica che noi vogliamo scartare, che non aiuta il paese.